Tamponi per i turisti trevigiani di rientro da Spagna, Croazia, Grecia e Malta anche senza prenotazione. Come nelle altre aziende sanitarie venete, l'ULSS 2 marca trevigiana sta attrezzando d'urgenza dei punti ad accesso diretto per consentire a chi torna a casa da questi paesi di sottoporsi al tampone il prima possibile. L'obiettivo è di eseguirlo entro le 48 ore. Da domani sarà dunque possibile sottoporsi all'esame gratuitamente in 4 diverse sedi. Conegliano presso il distretto, a Treviso nel padiglione malattie infettive, ad Oderzo all'interno dell'ospedale e a Castelfranco all'interno dell'ospedale, dove le persone potranno accedere e fare il tampone dalle 8 alle 13 di ogni giorno, compreso la domenica e compreso domani che è Ferragosto. E se uno ci dimostra che è stato in Croazia, è stato a Malta, è stato in Spagna, eccetera, cioè in quelle realtà come cosiddetto Croazia, in quelle realtà che sono ovviamente segnalate nel decreto, noi facciamo il tampone immediatamente. Un provvedimento reso necessario dall'imbuto che già si stava creando per i molti trevigiani che stanno rientrando dalle vacanze, soprattutto in Croazia. Noi purtroppo abbiamo oggi accumulati 400 persone circa. Abbiamo avuto un migliaio di telefonate perché avendo un paio di linee solo siamo andati a potenziare le linee. Ora sono 8 linee, abbiamo dato appuntamenti che al 21-22 agosto. Adesso ho detto ai miei che stiamo recuperando il tutto, quindi di chiamare le persone e di fare in modo di, di ridurre questo gap in modo tale da poter dare le risposte entro le 48 ore previste dal decreto. Resta attivo il servizio di prenotazione telefonando allo 0422 323888 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e sarà attivo anche domani, Ferragosto e domenica. La speranza è che dopo il periodo clou delle ferie la pressione si allenti, di certo i sanitari sono chiamati a un nuovo sforzo. Importante ribadire anche che finché non ci si è sottoposti a tampone e non si ha l'esito, occorre rispettare l'isolamento domiciliare. Non devono eseguire il test le persone che nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia lo hanno già effettuato con esito negativo.